Il Kurcentrum è la struttura che ci sta ospitando in queste settimane di permanenza per realizzare queste puntate specialissime di Viaggiando dall'Austria. Siamo in Carinzia, a pochi minuti da Villach, a pochi minuti dal confine italiano. La località è Bad Bleiberg. Oggi una puntata all'insegna delle grotte, del lavoro in miniera. Secondo me è una puntata molto interessante. Vi invito tutti a rimanere incollati al televisore. Tutto questo tra pochi istanti, subito dopo la sigla. E come abbiamo detto nel presigla, oggi sarà una puntata specialissima, sempre qui dall'Austria, da Bad Bleiberg. In questo momento ci troviamo all'interno del Kurcentrum, questa meravigliosa struttura che ci sta ospitando in queste settimane di permanenza. Come promesso parliamo oggi di grotte, di minatori. Qui a fianco a me ho il piacere di ritrovare Cristina Concina, responsabile dell'ospitalità del Kurcentrum, perché andiamo a visitare adesso quello che è stato un po' l'origine di tutto questo centro, se non erro. Esatto, andiamo a visitare la nostra galleria climatica, scenderemo adesso con l'ascensore a 27 metri e vedremo i nostri ospiti impegnati nella speleoterapia. Quindi praticamente dalla reception, da un'ala del Kurcentrum, con questo ascensore si scende direttamente nel cuore della montagna, scenderemo a 27 metri per vedere appunto queste terapie. Queste terapie che naturalmente sono possibili da quando praticamente queste grotte sono state abbandonate dai minatori, si è scoperto gli effetti benefici che provocano appunto queste inalazioni nel caso specifico. Esatto. Nella galleria climatica troveremo 8 gradi e 98% di umidità e queste condizioni sono ideali per chi soffre di problemi alle vie respiratorie come bronchiti croniche ostruttive, allergie e anche sinusiti. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. Allora Cristina, siamo scesi con questo ascensore, tra l'altro velocissimo, e siamo entrati nel cuore, nell'anima di questo centro. Siamo all'interno di questa grotta, diciamo, è già molto suggestivo il primo impatto quando si apre l'ascensore e si entrano nelle prime due sale dove c'è appunto delle divise da delle porte dove ci troviamo in questo momento per permettere naturalmente, per fare da barriera naturalmente a quelle che sono penso un discorso climatico d'aria e di umidità. Esatto, le porte appunto servono affinché non venga modificato il clima che si trova qui nella galleria climatica. Siamo appunto
abbiamo appunto 98% di umidità e 8 gradi. I nostri ospiti sono sdraiati sui lettini. La terapia dura circa una cinquantina di minuti. Naturalmente gli ospiti hanno anche delle coperte perché le condizioni climatiche sono un pochino rigide qui e naturalmente anche l'ambiente è molto confortevole e rilassante, giova anche allo spirito e si respira in modo sano. Vabbè, questo sicuramente è provato gli effetti benefici appunto di questo tipo di terapia, anche perché qui ci sono tra l'altro una serie di sostanze che permettono appunto al beneficio di questa terapia di avere un'efficacia veramente incredibile. E come dicevamo 50 minuti, il 90% di umidità, 8 gradi, una temperatura che in questo posto praticamente rimane 12 mesi l'anno. Sì, è una temperatura costante, anche il grado di umidità è costante, è un'aria appunto priva di allergeni e di polveri, quindi si respira in modo assolutamente un'aria pura, si respira in modo sano e fa benissimo ai bronchi e ai polmoni e appunto alle vie respiratorie. Tutto questo è stato reso possibile grazie praticamente quando alla metà degli anni 90 i minatori lasciano le miniere, viene chiusa la miniera di Bad Bleiberg e appunto si scopre si possono effettuare queste cure, gli effetti di queste cure appunto in questo luogo. Esatto, i minatori ci hanno lasciato un grande tesoro che noi abbiamo trasformato appunto in un tesoro per la salute. Persone vengono un po' da tutta Europa e naturalmente anche dall'Italia per i benefici di questo tipo di terapia. Esatto, da tutta Europa, anche da oltremare, abbiamo ospiti che vengono anche dal Canada o dagli Stati Uniti e siamo appunto l'unico centro benessere in Europa che dispone di una galleria climatica che si può raggiungere con l'ascensore direttamente dall'hotel. Sì, infatti questa è un'altra delle peculiarità, l'abbiamo detto anche pochi minuti fa quando abbiamo iniziato, perché noi siamo praticamente partiti proprio da un'ala dell'albergo di questo centro e siamo scesi, ripeto nuovamente, a 27 gradi per noi naturalmente in questo caso per visitare questa galleria, ma qui ci sono veramente molte persone che durante il giorno si alternano e possono fare praticamente scendere dall'hotel direttamente qui in questo centro. Grazie Cristina e buon lavoro. Grazie a voi. La vecchia miniera di Bleiberg, oggi protagonista a Viaggiando. Piacere di avere qui a mio fianco George Kirchmeier, direttore marketing Italia, responsabile marketing Italia per quanto riguarda il Kurcentrum di Bad Bleiberg. Parliamo dell'importanza innanzitutto di quello che era un po' il passato, la storia di questa terra, le miniere. Sì, questa è una miniera molto particolare e come dice Bleiberg vuol dire piombo, Bleiberg, montagna, cioè montagna di piombo. Qui veniva estratto il piombo che serviva in tutta Europa e veniva esportato dappertutto. Ci sono delle miniere immense qua sotto, ci sono dei tunnel. In tutto si calcola quasi 100 chilometri di tunnel sotto questa montagna. E qui naturalmente si è pensato di realizzare anche per ricordare la memoria delle nuove generazioni, ma anche per uno scopo turistico, visto che comunque sono molte le strutture commerciali che ci sono in questa zona, di dedicare un museo però molto particolare. Terra Mistica è il nome di questo museo. Sì, Terra Mistica per questo, perché il mistico che c'è in questi 100 chilometri qua sotto, e poi comunque noi dobbiamo pensare che tutto quanto è finito neanche 20 anni fa. Perché adesso 20 anni sembra dire qua è una storia che sono 100 anni, no, qui adesso tutta la struttura esiste come era 20 anni fa, quando gli ultimi minatori hanno lasciato questa miniera. E una cosa molto particolare è che noi abbiamo persino le guide qui
che sono i vecchi minatori, cioè che vivono ancora, sono loro che hanno lavorato qui e adesso fanno da guida qui sotto dove loro hanno lavorato. Ma penso che sia la cosa più bella, perché una testimonianza diretta di una persona che ha vissuto penso sia l'esperienza anche da un punto di vista didattico più formativa. Sì, sicuramente, perché sono loro che hanno vissuto qua sotto. E una cosa importante è che una legge austriaca molto particolare ha lasciato che la legge per gli operai che lavoravano qui, per i minatori, fosse anche applicata adesso ai visitatori, cioè che i vecchi ascensori che usavano loro, i scivoli, i trenini che ci sono sotto, non sono trenini da visitatori, ma è tutto quanto come lo usavano loro, e poi tutto quanto che si vede qua intorno è così come è stato lasciato quando l'ultimo camion ha portato via il piombo. Allora, ci ha incuriosito veramente tantissimo, quindi direi a questo punto di andare alla scoperta della miniera. Allora, spieghiamo cosa abbiamo fatto ai nostri telespettatori, perché qualcuno può dirci che siamo un po' impazziti, che no, non stiamo andando in maschera, e che, come abbiamo detto, qui è tutto come era fino a pochi anni fa, quando l'attività al minatore era praticamente la protagonista in questa zona, e noi ci siamo vestiti come dei minatori, giusto? Bisogna, anche perché andiamo in miniera, non è che qui sia tutto bello pulito, tutto quanto. Qui è pulito ancora, però sotto è la miniera. Quindi chi viene qui in visita viene dato tutto quanto un kit composto da dei pantaloncini che non sono molto lunghi, diciamo, la casacca, e a tutti quanti, per una questione di sicurezza, naturalmente c'è il casco. Ma iniziamo la nostra avventura. Allora, signor Kirchmeier, diciamo che quello che adesso sta diventando praticamente è un gioco, fino a qualche anno fa diciamo che era una necessità per lavoro. Perché venivano utilizzati questi scivoli? Sì, questi scivoli erano fino giù all'ultima miniera, centinaia di metri in profondità, perché qui scendevano centinaia di minatori, se dovevano scendere per le scale era una cosa impossibile, durava, non so, un quarto d'ora, 20 minuti solo per scendere, per andare al lavoro. Invece c'erano questi scivoli e loro andavano giù, in 5 minuti erano giù fino all'ultima postazione di lavoro. Però la cosa secondo me interessante è che essere riusciti a mantenere comunque questi scivoli, diciamo che quello che era una necessità di lavoro adesso si prova veramente cosa faceva un minatore, però è anche bello perché comunque diventa anche un po' una cosa divertente, un gioco. Sì, i ragazzi si divertono moltissimo, quando già scendono qui dicono: ma l'avete fatto per noi, per farci divertire? No, questo era l'accesso di lavoro per i minatori. Place to play. You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away.
you from my bed. 'Cause you said the brains I had went to my head. Step outside. Sempre a testimonianza di quello che stiamo raccontando già da qualche minuto, che in questo museo è tutto reale, nulla è stato ricostruito, qui di fronte a noi troviamo il trenino che fino a pochi anni fa appunto trasportava i minatori proprio all'interno di queste gallerie, di queste grotte. Sì, qui abbiamo anche Dietmar che è la nostra guida, è una guida autentica, cioè una guida che non ha dovuto adesso imparare quello che serve da raccontare qui alla gente, perché lui era minatore qui ancora, perché noi parliamo che l'ultimo trenino ha lasciato qui nel 1993, ha lasciato l'ultimo piombo qui alla miniera. Questo trenino è molto interessante perché ha davanti ai vagoni per i passeggeri, cioè portava i minatori nei vari dipartimenti, nelle varie zone della miniera, e dietro ai vagoni, perché cioè, se no tornava indietro a prendere gli altri minatori a vuoto. Dietro ci sono i vagoni dove già veniva caricato il piombo e lui tornava col piombo di ritorno. Sempre per ottimizzare tutto. Io ho una curiosità però vedendo qui anche la nostra guida, e chiedo naturalmente a lei di farmi l'interprete visto il mio tedesco che praticamente è inesistente. Com'è stato il passaggio da minatore a guida turistica? Adesso chiedo a Dietmar questa cosa qui in tedesco, però vi posso già dare la risposta, cioè loro hanno avuto un tipo di prepensionamento che è stato dato dallo Stato, e per loro vivere nella miniera comunque è una vita cioè, che gli è sempre piaciuta. Quando si scende c'è questo Glück auf, che vuol dire in bocca al lupo, e nessuno scendeva senza dire questa parola, e tuttora lo fanno così come quando lavoravano. E possiamo dire che è una missione. Sì, in 3 sono rimasti di guide che erano minatori, e tuttora loro sono contenti di poter lavorare qui ancora. Beh, penso che sia la cosa più bella, poter continuare, come dicevamo appunto all'inizio, poter trasmettere quelle che sono state, che è stata parte della loro vita, ma anche alcune emozioni, alcune sensazioni che certamente una guida turistica che non ha provato in prima persona tutto ciò non potrebbe e non riuscirebbe assolutamente a dire. Sì. Da minatore a guida turistica sicuramente è una cosa molto diversa, però loro trasmettono veramente ancora il loro lavoro come guida. Ed è una cosa molto importante che si deve dire, che qui è stato diviso il museo in 2 parti. Una si chiama terra mistica e una terra montana, perché ognuno porta con sé la vita normale, che è la terra montana, il lavoro da tirare fuori il piombo dalla montagna, e la terra mistica, cioè la Santa Barbara, che è qui, che protegge i 7 nani che sono qui, che lavorano di nascosto di notte. Quello che è di fantastico sotto queste che possono raccontare, e le leggende che possono nascere in tutte queste grotte, in tutte queste gallerie. Sì, e lo vedremo adesso. Allora, la visita incomincia, come abbiamo detto, in questa maniera molto simpatica e divertente, con gli scivoli, per poi andare a vedere appunto il trenino vero. Poi ci si ferma in quella che è appunto la terra mistica, un filmato, un documentario che viene proposto nella stanza che abbiamo visto pochi istanti fa, dove vuole essere rappresentata un po' tutta l'evoluzione della Terra, per poi entrare in queste gallerie che sono veramente infinite, decine e decine se non centinaia di chilometri. Noi ci siamo soffermati qui perché qui si è voluto mettere a confronto 2 periodi storici molto diversi e molto particolari.
Sì, perché all'inizio c'era la forza dell'acqua che dava, cioè all'inizio con gli scalpelli, poi con la forza dell'acqua e poi si è iniziato, questa qui è l'ultima era, la penultima era, che era quella dove si sono fatti tutti questi chilometri e questo qui era proprio con i primi compressori. Questi sono i compressori che si usavano qui con la forza dell'acqua, cioè funzionavano così. E poi giustamente non funzionava molto velocemente perché c'era poca forza che dava l'acqua e allora dopo sono arrivati i compressori con i motori, però il problema era con i motori non usciva dal motore e la gente, i minatori già a 30 anni morivano tutti per asfissia quasi qua dentro. Beh, immagino. La cosa che mi colpisce veramente percorrendo tutte queste gallerie è che sembrano veramente una città, un paese all'interno di una montagna. Sì, era qui, dobbiamo dire, c'erano dei periodi che qui vivevano 1800 persone che lavoravano qui al giorno sotto in montagna. Allora per questo i scivoli e tutto quanto, 1800 persone è una cosa quasi impossibile, a dire in questi cunicoli qui che entravano e uscivano, una cosa quasi impossibile. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the... E questo è il valore aggiunto di avere un direttore del museo oppure delle guide che hanno lavorato veramente in miniera. Noi abbiamo appena potuto vedere com'era il lavoro reale qui in questa miniera. Sì, lui, il direttore, giustamente non lavorava in miniera, lui era però agli alti ranghi, un po', lavorava sopra la miniera, però conosce benissimo e ha una grande passione per far vedere tutto quello come era effettivamente fino a 17 anni fa. Qui vediamo dei macchinari che sono stati utilizzati proprio fino agli ultimi giorni di vita di questa miniera. Sì, proprio qui iniziamo, qui ci sono le prove, come facevano, trapanavano per vedere se c'era il minerale e poi ci sono i macchinari dopo dove estraevano le prime prove e poi vedremo un attimino come erano le ultime macchine dove proprio di estrazione del minerale. It's something unpredictable. E siamo arrivati alla fine di questa nostra escursione a quella che è nominata da queste parti la terra mistica e anche la terra montana. Devo essere sincero, naturalmente ci voleva anche tutta la prima parte, specialmente per un pubblico, per un'utenza anche magari di bambini, ma l'ultima parte, quando siamo entrati proprio con il trenino nella galleria, a vedere i macchinari, salire sull'ascensore che usavano i minatori abbiamo detto, fino a pochi anni fa un certo effetto e provoca anche delle suggestioni e racconta veramente la vita di tante persone. Prima abbiamo detto qui sotto c'è come un paese, qui sotto è come se fosse una città, perché abbiamo parlato di decine, di centinaia, forse sono migliaia di chilometri di galleria. Sono 1300 chilometri. Che sembra una cosa, noi dobbiamo dire, più lunga che l'Italia. È veramente impressionante, credete, e vale la pena magari venire qui a Bad Bleiberg. Ricordo, siamo a pochissimi passi dal confine italiano, magari per una settimana di permanenza nel centro che si sta ospitando, il Kurzentrum, e una giornata magari dopo aver fatto i trattamenti, aver fatto un bagno in piscina, venire a visitare un luogo come questo, perché ti provoca veramente delle suggestioni molto belle, molto particolari, sia per i bambini ma anche per le persone adulte. Credetemi, è una cosa che vi consiglio.
side. E siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro viaggio, con queste immagini veramente molto belle del posto che ci sta ospitando. Voglio ricordarvi ancora una volta che siamo a Bad Bleiberg, a pochi minuti dal confine italiano, a pochi minuti dalla città di Villach. Per questo soggiorno tutto austriaco, per realizzare queste puntate specialissime, appunto grazie anche all'ospitalità del Kurzentrum, che naturalmente io ringrazio per la grande ospitalità e per la collaborazione per la realizzazione di queste puntate. Siamo proprio alle battute finali, grazie naturalmente anche a tutti quanti voi che ci seguite da casa. Per mettervi in contatto con noi, viaggiando@telechiara.it, altre notizie e informazioni tecniche, voglio ricordarvi che questa puntata, come tutte le puntate precedenti, sarà possibile rivedere sul nostro canale di YouTube, quindi digitando su qualsiasi motore di ricerca Telechiara Produzione, oppure il nome e il cognome del sottoscritto, quindi Piero Brazzale. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento è a fra 7 giorni, sempre con Viaggiando speciale Austria, quindi a fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.